Ma lo riapriamo subito perché Carla Carcangio è qui con noi. È un po' come dall'Argentina, capito? Mi devo congratulare con te perché la giuria ieri è stata eccezionale. Hai scelto la più bella. Beh, tra 19 concorrenti in gara lei è risultata essere quella con le carte in regola per arrivare fino a Jesolo. Buongiorno Carla innanzitutto. Buongiorno e ben trovata. Allora, cosa fai nella vita Carla di bello? Perché al di là di partecipare a un concorso di bellezza come è Miss Italia, anche se è il più ambito e importante, lo diciamo sempre, c'è tutta una vita, una storia di ognuna di voi, no? Esatto, io sono una studentessa di ingegneria civile e diciamo che questo concorso è solamente un contorno per sfogare da quello che è la mia vita e la tua sui quotidianità libri. sui Esatto. libri, che ti impegna molto. Quante ore studi al giorno? Beh, dipende, ci sono dei giorni in cui praticamente mi alzo, sto sul libro e mi corico col libro. Se si vogliono ottenere dei risultati è una materia anche complessa. È evidente che la cosa che colpisce principalmente di Carla, e l'avranno detto fino a quando aveva forse un giorno di vita, sono gli occhi, questi occhioni giganti, azzurri che si porta dietro. Partecipare a un concorso di bellezza vuol dire essere un po' consapevoli della propria bellezza, no? Credo di sì, Ma forse è anche uno stimolo per rendersene conto, perché non tutti, magari ci viene detto che siamo belli, però magari non tutti riescono a rendersene conto. Dentro. Sì, esatto, e magari fare un concorso è anche diciamo una motivazione per rendersi conto di quello che si è, di come si appare anche... Perché tu quando ti guardi allo specchio hai dei giorni, o come tutti del resto probabilmente, in cui non ti piacerai, e siamo d'accordo. Ma saranno pochi sti giorni, pensiamo noi perlomeno. Dipende anche molto dall'umore. Sei una che soffre molto il meteo? Sì, sono molto lunatica. Aiuto. Esiste un aggettivo che non mi piace molto. Lo so. Caro Presidente, va bene così, le donne anche belle, per belli apparire bisogna soffrire, quindi l'uomo che ha a fianco una donna bella per tenersela a fianco deve un po' soffrire. Al di là del sesso. Capisco. Esiste un qualcuno che deve parare i colpi delle tue... No, quindi è single. Questa è una notizia per tutti i nostri puoi venturiani. raccontarlo, dai. È normale essere corteggiata quando una donna è bellissima. Che cosa c'entra? Questi erano fatti suoi. Ce lo può dire. No, non ce lo può dire e se lo terrà per lei, se è corteggiatissima. È un segreto. Ma al di là di questo, adesso che hai staccato il biglietto per Jesolo, forse non te lo aspetti. Ieri la faccia era proprio di quelle, ma siete sicuri che sia io? L'abbiamo visto nelle immagini prima. Se le immagini riusciamo a riprenderle un secondo, chiedo dalla regia, solo per evidenziare quel momento proprio dove nell'elezione Carla ha fatto questo viso anche un po' sorpreso, ecco, molto abbastanza sorpreso. E adesso che hai invece questo biglietto in mano e sarai a Jesolo, si materializza un sogno o comunque era un contorno e dici vabbè? In realtà diciamo che ho un mezzo sogno, perché comunque non è la prima volta che partecipo, perché alle selezioni ho partecipato anche l'anno scorso e sono stata incoraggiata da una mia amica tantissimo per partecipare nuovamente e diciamo che è nata anche la competizione in me per quanto riguarda questo concorso, perciò nel dirti va diciamo bene, che c'era una mezza speranza mi di metto a partire. testa bassa e quest'anno faccio tutte le selezioni. Sì, poi esatto. Dopodiché è arrivata la vittoria a quale delle selezioni? Alla selezione di Miss Cafe Europa. Ok, perfetto. Lì hai portato a casa quella fascia che ti è servita per arrivare alla prima finale o a tutte le finali, se ci fosse stato bisogno, perché adesso Carla non parteciperà a nessun'altra delle finali se non quella di Miss Sardegna, quindi alla finale lei è già di diritto in diretta su Sardegna 1 il 29 di agosto, canale 19. Però un pezzo da 90 questa ragazza. Infatti è alta 1 e quanto sei alta? 1,76. 76 senza tacchi, fai che 10 di tacchi almeno o 12, siamo sull'1,90, pezzo proprio da 1,90 possiamo dire realmente. Senti, ma l'ingegnere è proprio nelle tue mire o lo hai fatto per accontentare qualcuno a casa? No, assolutamente. Da quando ero piccola io dicevo che dovevo fare tutte le strade dritte.
Perché, tutte le strade sì, dritte. perché abito in un paesino che è molto pieno di distante, curve. sì, Dove abiti? Posso abito a sapere? Sadali. Sadali, Sì. che è provincia Provincia di Cagliari ora. di Cagliari Sì. ora. No. Prima era di Nuoro, ora è di Di Cagliari. nuovo non mi ricordavo. Ok, bene, quanto sì. dista da Cagliari più o meno? Sono più o meno 100 km, beh, però insomma, come la strada Cagliari non è delle distante. migliori. Sin da quando ero piccola dicevo che dovevo fare tutte le strade dritte perché così si arrivava prima. Fantastico, vabbè. Allora, Bene. la missione è ancora lì che ti aspetta per mettere un po' più in sicurezza anche quello che è l'aspetto del tornare a casa, Esatto. perché Sadali è un paese di quanti abitanti? Più o meno un migliaio. Un migliaio, ecco, migliaio, quindi piccolissimo. si Non tende... siamo tanti, però il paesino è molto accogliente. Ecco, Sì. no, questo sicuramente siamo d'accordo. Io credo che ogni paese della Sardegna abbia un fascino strepitoso e quindi Sadali avrà il suo. Forse ci sono passato per lavoro, ma non me lo ricordo non me lo bene. ricordo, ci sono passato, però non me lo ricordo. Però da lì vorresti venire a vivere a Cagliari o vivi già a Cagliari? Come Beh, vivo già funziona? a Per Cagliari da più o l'università? meno un Per anno ragioni per di studio. l'università, però per quanto riguarda anche le possibilità del lavoro penso che non sarà tornerò a Sadali il tuo vivere a futuro? Sadali. No, 1000 assolutamente. abitanti probabilmente. Troppo piccolo. L'economia di quel paese sarà agropastorale probabilmente. Più o meno. Più o meno. E Sì. qualche piccola Qualche piccola azienda di attività famiglia, imprenditoriale, sì. certo. A casa cosa hanno detto? A casa mia madre non ci credeva perché solitamente mi seguono in tutte le selezioni e Questa volta non è no, stavolta non sono potuti venire e quindi quando ho chiamato Delle mia due madre l'una allora, devi dire mamma, babbo o papà, rimanete sempre a casa così. Oppure no, vabbè, una piccola coincidenza che però ha portato bene. sì, Bene. diciamo di La sì. prima cosa che ti ha detto tua madre ieri notte quando l'hai chiamata? Carla, ma stai scherzando? Non ci credeva. Non ci credeva assolutamente. Ma anche perché poi appunto è una gioia condivisa. Sei figlia unica o hai... No, un fratello più piccolo di 14 anni. E lui è contento di questa esperienza? Non lo sa ancora. Non lo sa ancora, Non ho deve avuto essere il tempo ancora di avvisare. svegliato. Non E poi i ho avuto fratelli il sono tempo di anche avvisare gelosi, tutti. Ma stava dormendo No. perché abbiamo finito che era oltre l'una di notte. Stava dormendo o era in giro a fare... No, penso che Stesse stia dormendo, dormendo. sì, convinto sì. che sarà contenta anche tuo fratello, dice una bella ragazza. Va bene, allora Bene. intanto chiedo alla regia di farmi sapere quando avremo oggi in linea telefonica Massimo e quindi Radio Sintony nel nostro collegamento, che oggi sarà solo telefonico, poi settimana prossima torneremo a ricollegarci anche con Skype. Ti chiedo, prima di arrivare alla radio e questa sorta di unione di due mezzi, radio e televisione insieme, se da piccola o avevi nel tuo essere così una bella ragazza l'idea che un giorno saresti diventata una Miss, e perché ti senti Miss? Guardavo tutte con grande ammirazione e pensavo che fossero qualcosa al di fuori del mio quotidiano. Non pensavo che anch'io poi un giorno avrei potuto partecipare a questo concorso. E oggi più che mai la domanda perché ti senti Miss potrebbe avere una adesso sì. risposta. Ora mi forse... sento Miss adesso perché finalmente ho lo vinto sei un diventata. Lo sei un diventata, titolo sì. e sono Miss Cinema e sinceramente E col proprio cinema hai a che fare? Ti piacerebbe? sì, era il mio sogno quando ero piccola. Abbiamo Massimo e Radio Massimo. Sintony al telefono in collegamento, quindi buongiorno Sardegna, buongiorno, Buongiorno. Sintony, scusa Carla. Avventuri. Bene, allora Ciao, noi caro. abbiamo qui invece una gran bella giovane donna che si è portata a casa una fascia importante di un altrettanto concorso importante che è quello di Miss Italia, ma la musica è quella che oggi vogliamo prendere in esame come Sì, io sempre. vorrei, prima, se non sbaglio, c'è un compleanno di mezzo da voi. Ah, o no? sì.